Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di Spettacolo Mercato, Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. Dopo uscirà il video dei pronostici della 15ª giornata di Serie A, non è questo è diciamo dedicato al calciomercato. Lo so, direte voi, questo è il secondo episodio di calciomercato che fa uscire in un giorno, non l'abbiamo mai visto. Però siamo vicini al mercato di gennaio, quindi da gennaio in poi penso che sarà normalissimo che usciranno 2 o 3 video riguardanti il calciomercato giornalieri. Sicuramente usciranno al minimo 3-4 video alla settimana dal mercato nel mercato di gennaio, e invece con l'estate usciranno un sacco di video. Poi essendo che a giugno tengo l'esame di terza media, per metà giugno, almeno minimo fino al 26 luglio, scusate, minimo fino al 26 giugno, usciranno 3 video massimo, 2 video massimo, scusate, al giorno riguardanti il calciomercato. Vabbè. E in questo video parleremo della Roma e di una notizia che abbiamo sulla Roma e del Napoli, di 2 notizie del Napoli. Allora, partiamo subito dalla prima. Una notizia che alcuni dicono che non è vera. A me mi è arrivata la conferma che è vera questa notizia proprio 2 minuti fa, prima di iniziare a registrare col video. Riguarda Marusic della Lazio. Se non sbaglio gioca a Terzino, sì, gioca a Terzino, se mi sbaglio ditemelo qui sotto nei commenti, adesso non ricordo perfettamente. Di nazione marocchina, se non sbaglio. Eh, il Napoli, appunto, è interessato di prenderlo a gennaio, scusate, no a gennaio, a giugno come probabile vice di Lorenzo, essendo che sulla fascia opposta, quindi quella sinistra, abbiamo già diversi sostituti. Spinazzola, abbiamo di solito Spinazzola sta giocando sempre titolare, a parte una o due partite che diciamo è stato infortunato. Però vabbè. Diciamo abbiamo Oliveira che si può adattare anche al lato di Lorenzo, quindi a destra, poi Mazzocchi che può fare sia a sinistra che a destra, e Spinazzola solo a destra. E poi abbiamo anche Gutierrez che, che fa solo destra. Quindi diciamo al lato di destra siamo coperti. Poi a parte chi si può adattare al lato di sinistra, al lato di destra, rispetto al lato di sinistra, non abbiamo, abbiamo poco e niente, cioè abbiamo il capitano e basta. Vabbè. E ovviamente il Napoli ha appena iniziato a trattare, appena, diciamo, l'ha appena sondato il nome di Marusic. Non ci sono tante notizie, non mi sono arrivate tante notizie riguardo il giocatore, riguardo il giocatore e il Napoli. Quando ho fatto le mie verifiche ho controllato un po' e non mi risultano non mi risultano queste grandi, diciamo, grandi aspettative su su una possibile cessione a gennaio, come dicono alcuni. E ve l'ho detto sullo stipendio, sullo stipendio, perché poi quest'anno scade, sullo stipendio non mi risulta così tanto. Vabbè. Poi ehm, vi parlo della notizia della Roma, e poi vi parlo come ultima notizia un'altra su un possibile scambio tra Milano e Napoli. Allora, Roma
sta continuando a trattare Zirkzee, Joshua Zirkzee, e che vuole a tutti i costi il calciatore, soprattutto Gasperini, lo vuole molto. Gli piace molto come gioca e secondo me a Roma sotto sotto l'allenatore Gasperini, che sappiamo come fa rendere i giocatori, simile a Antonio Conte che fa rendere sempre al massimo al 1000 per 1000 i giocatori, li fa rinascere come Conte, anche Gasperini, fa rinascere tutti i giocatori. E, poi lo sappiamo che tutti i giocatori che escono da Manchester United fanno sempre cioè Messi e Ronaldo in Serie A per farci capire. L'abbiamo visto con McTominay, l'abbiamo visto con Holland, lo stiamo vedendo con Holland e con altri. Poi abbiamo un'altra notizia su Napoli, su uno scambio tra Lucca e Loftus-Cheek. Loftus-Cheek che può fare il centrocampista offensivo, diciamo si può adattare anche centrocampista offensivo, cioè a centrocampista centrale, scusate, però ovviamente un centrocampista offensivo più che altro fa molto bene al Napoli. Poi ovviamente Antonio Conte lo può pure adattare al centrocampo, oppure facciamo un modulo tipo 4-3-3 col centrocampista offensivo, mettiamo che ne so McTominay, Kobe Mainoo, se il Napoli cioè se il Napoli da quello che vi ho detto qui sul canale l'ha acquistato, manca solo lo stipendio, se tutto va bene viene a Napoli e se lo stipendio va bene viene a Napoli, quindi per esempio Kobe Mainoo, McTominay come centrocampista offensivo allo Cicca già ci può fare sempre bene. Poi abbiamo anche un sostituto come Vergara e poi, che secondo me tutt'oggi può giocare titolare, secondo me è pronto per giocare titolare, ha una qualità assurda Vergara, l'abbiamo visto in Coppa Italia, l'abbiamo visto in Benfica Napoli, secondo me uno dei pochi che ha giocato bene, poi anche in altre partite, anche in altre ispezioni di partite. E poi Lucca lato Milan potrebbe, diciamo questa trattativa andrebbe per gennaio. E diciamo dal lato Milan piace molto il nome di Lucca, non so come è possibile che piace uno come Lucca. Infatti non so manca come ha fatto a arrivare a Napoli. Lucca. Cioè, io non me la vedo, scusate se mo qua mi sto sistemando un attimo una cosa, ok? Io non me la vedo, diciamo, proprio con Lucca, col giocatore in sé, ma me la prendo con chi l'ha fatto arrivare a Napoli, chi l'ha proposto a Napoli, a De Laurentiis, perché le sue realtà ideali sono Udinese, Cagliari, queste squadre qua. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!